Buongiorno a tutti ragazzi, un'altra scossa di terremoto ha colpito la Campania. Per fortuna è stata poca l'intensità e la durata è stata un po' normale. Una lieve scossa di magnitudo 2.1 ha colpito Massa di Somma, una località ragazzi vesuviana, quindi una provincia di Napoli. La rivelazione è stata fatta giustamente dall'INGV. La piccola cittadina si trova sotto al Vesuvio proprio, ragazzi, quindi nonostante il tremore sia stato giustamente avvertito da molta della popolazione, c'è stata comunque una forte agitazione giustamente tra i cittadini, giustamente stando sotto al Vesuvio, ragazzi, mi immagino la situazione. Fortunatamente non ci sono danni e la situazione poi è tornata alla normalità, quindi diciamo che ieri sera, diciamo ieri, sì, allora, magnitudo 2.1, sì sì, lieve scossa la chiamano loro, però giustamente, eccola qui, alle 20:15, poi alle 22:15. Quindi in effetti sono due scosse che ha rilevato l'INGV, quindi diciamo di 2.1, quindi non una sola, quindi sono due le scosse, quindi non una sola, sono state a 20:15 e 22:15, quindi un poco di distanza l'una dall'altra, però ragazzi non ci sono, diciamo, la profondità, eccola qui, 5 km, quindi ragazzi perciò è stato, diciamo, un po' sentito dalla popolazione, sì. Poi mano a mano il mio aggiornatore qua dei terremoti esce fuori la cosa, anche se adesso sta aggiornando, quindi ragazzi magnitudo 2.1 a Somma, Massa di Somma, che è una provincia di Napoli sotto a Vesuvio, quindi i cittadini si sono agitati giustamente come è giusto che sia, anche perché la profondità è stata pochissima ragazzi. L'italiano sì sì, a 5 km da Massa di Somma. Ah no, un attimo solo ragazzi, questo è ancora più di quello che io ho letto, a 5 km da Massa di Somma. Ma la profondità ragazzi è 0 km, ecco perché è stata sentita. Mo sta aggiornando sto coso qui e quindi sto leggendo. A 5 km da Massa di Somma è avvenuto la scossa, però la profondità è addirittura 0 km, quindi quelle erano le coordinate in effetti, 5 km a sud-ovest da Massa di Somma, sì sì. La profondità ragazzi 0 km, perciò la gente si è agitata. Mo dicevo io, qua purtroppo gli aggiornamenti arrivano man mano, diciamo. Già prima avevo fatto un video sui terremoti e questo non l'avevo letto nemmeno, quindi ora l'hanno messo anche sull'IGV. Quindi ragazzi, scossa di terremoto di 2.1 a Massa di Somma, a 5 km da Massa di Somma, a una profondità di 0 km, quindi ragazzi è stata molto sentita, perciò sta scritto che sorta di agitazione tra la popolazione. È anche normale a 0 km, anche se è bassissima la intensità 2.1, si deve sentire forte ragazzi, non è che quindi più passano i giorni più mi pare che la magnitudo adesso ha toccato addirittura quota zero, quindi un casino proprio. Vabbè ragazzi, in caso di qualche cosa farò un aggiornamento, anche perché profondità 0 km è quasi assurdo, quasi, se non lo è proprio, quindi non l'avevo mai fatto un video che dico profondità 0 km. È vero che la magnitudo è poco, 2.1, però è anche vero che profondità 0 non l'avevo mai detto fino a mo'. Ho detto 7, 8, 5, 4, ma 0 no, e va bene.
sempre doveva capitare comunque. Vabbè ragazzi, in caso di qualche aggiornamento oppure qualche altra scossa in queste zone, spero che riesco ad aggiornare in tempo reale la situazione. Quindi ieri sera scossa di terremoto a massa di somma 5 km, ma profondità 0 km ragazzi. Agitazione giustamente tra le persone, poi tutto è tornato normale. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata e come sempre io, quando trovo la notizia al momento, io la pubblico.